No, I'm not a writer. Tempismo perfetto, sì, perché è appena passato un fiorino bianco con le grate, che secondo me è quello che ruba nelle macchine. Targato Udine, qui a Cassavio. Ora è tipo 19:30, tra un po' arriva anche l'Alessia, sono andato a fare la spesa e occhio. Cioè, di che non sono bellissime, le ho sostituite alle altre, queste sono un po' più eterosessuali, ma soprattutto sono anche in pandan col camper, no? Ma che figata! Non so quanto le ho pagate, però poco perché il totale della spesa era 4,88 euro, quindi sì, credo poco. Sì, che dopo magari non mi dimentico, aspetta, devo sempre ricordarmi di guardare lì l'obiettivo. Allora, il programma è la serata aperitivo davanti alla batteria Vettor Pisani, che avevo fatto anche la puntina e la girata col drone, no? È un vecchio fortino, diciamo, quasi in riva al mare. Dopodiché ci spostiamo proprio in riva al mare, nel posto dove siamo andati oggi. Sarà da puntinare un giorno? Sì, perché è una bella sosta per camper, c'è proprio il parcheggio gratuito attaccato all'ingresso della spiaggia. Sto Singano che non puntina e si tiene tutto per sé. No, non è che mi tengo tutto per me, è che sai com'è il Singano, cioè fa tutto in fretta e furia, no? E quindi tante robe saltano, giustamente il tempo è quello che è, quindi capisci. Anche perché se dovessi dedicare più tempo alle cose tecniche, quindi l'aspetto che va dalla cura dei video, dalle inquadrature al post produzione, montaggio, color correction e tutto quanto, non ci sarebbe più il tempo e la voglia di fare lo spirito per girare i video, no? Quindi hai capito, bisogna trovare quel giusto compromesso, insomma, ecco. È arrivata la madama, ma siccome è donna, no? Che mette tipo 3 ore per entrare, allora guarda, ho detto mettiamo via la macchinetta, scaldiamo il motore e via partiamo. Eccola la ritardatrice. Cioè, dove vuoi andare a far batteria? In una batteria, no? Guarda qua. Cioè no, c'hanno chiuso il parcheggio, quello dove siamo andati di là e adesso non vedi neanche che è buio. A mangiare con CP nella vecchia puntina, no? Però te pare che il Singano va nel parcheggio dietro al buio. Col cazzo, il Singano qua in pole position, in mezzo alla strada quasi, però insomma. Sì, dai, va bene come bar. Aggiudicate. Eccolo là, il camper house. I bar del Singano. Aspetta, perché adesso abbiamo prenotato al ristorante? Sì? Sì. Ecco. Allora, ara qua, biglietto adulti euro 10, però residente tipo me, perché ho la casa là, cioè qua, cioè insomma là, all'entrata proprio, no? Allora sono 5 euro, quindi io risparmio. No, ma vedi, dettagli tecnici, io vedo qua che l'isogramma, istagramma, cazzogramma è tutto a sinistra, quindi è tutto sulle ombre, quindi nel video finale so già che si vedranno un casino di disturbi, che sono tutti quei puntini nelle zone scure. È un peccato, cioè un peccato nel senso che sicuramente c'è il modo di riprendere correttamente, ci vorrebbe secondo me il cavalletto, impostarla in manuale, solo che siamo in modalità serata zingara, dai. Che anche la chef oggi, non lo so, siamo viziati qua, Qua ste chef moderne. Praticamente questo è un canale che tu inizi a vedere una scena, no? E poi tac, di punto in bianco ti ritrovi già il giorno dopo, no? E dici, ma che cazzo? Beh, serata stupenda, indimenticabile. Probabilmente l'avrei fatta anche senza avere il camper. Sì, sono cose che non serve essere un full timer o avere necessariamente un camper per poterle fare. Cioè prendi, ti porti la morosa in spiaggia, ti porti magari la cassetta Bluetooth, bellissimo. Cioè siamo passati da Phil Collins a Cohen a Cozzante in riva al mare con la luce che puntava sulle onde del mare, sugli scogli. Bellissimo, veramente bellissimo, 2 bozze di vino e via. No, non è un canale alcolizzato. Ma sei un canale veneto? Oh, ma guarda che ha funzionato veramente alla fine, cioè avevo l'invasione delle cimici qua dentro, no? Perché sai adesso c'è il periodo soprattutto magari in zona qua dove ci sono tutti i campi di soia che ci sarà un disastro di cimici, della se ne butti fuori una ne entrano 2, no? Allora ho letto su internet delle varie soluzioni naturali per tenerle lontane. Tanti menzionavano il sapone di Marsiglia, quella è una mezza sciocchezza nel senso che ci vuole sapone puro
e poi la cimice deve venire a contatto con la parte cosparsa di sapone di Marsiglia, perché praticamente gli blocca i pori da dove lei respira, è una cosa già un po' più complessa. Invece decisamente molto più funzionale ed efficace e semplice è mettere degli spicchi di aglio. Cioè, io ho messo 2 spicchi di aglio dalle 2 estremità del letto, che è dove di solito andavano a rintanarsi, e poi gli altri sono rimasti in cucina. E tutta ieri ed oggi non ho visto neanche una cimice. Cioè, buono, perché probabilmente entravano da qualche, non dico fessura, perché cazzo ci sono le guarnizioni nelle finestre, no? Però probabilmente dall'uscita della stufa o che ne so io, mi entravano cimici di continuo, e adesso con questo sistema degli spicchi di aglio non ci sono più. Buono, te lo consiglio. Beh, ormai quando vedrai sto video ci sarà già arrivato il freddo, quindi il problema non si pone, però per il prossimo anno insomma la sai. To-do list per questa sera. Allora, come forse già sai o forse no, guarda che male che curo le luci. Non le curo proprio, cioè vedo che bene o male sono a fuoco e quindi registro. Vabbè, dai. No, questa sera devo andare nella vecchia casa dove diciamo c'è mia nonna, perché mi sono arrivate le cose da Amazon, il che significa che ci sono le batterie per il faretto, quindi le luci saranno decisamente meglio. Per la schedina famosa, quella purtroppo no, ancora una settimana o due, e altri 2 o 3 gadget, ma soprattutto mi trovo con lo zio per sostituire il rubinetto, perché purtroppo il rubinetto che ho non ha le parti intercambiabili, mi perde un sacco di acqua, e non sarebbe neanche tanto quello il problema, no? Che mi perde acqua, chi se ne frega. Il problema è che perdendo acqua mi consuma tanta acqua del serbatoio, e quindi cioè, se io ho l'acqua, sì, ne ho 80, ne ho 100 litri, però è comunque un numero chiuso, no? Cioè non è l'acqua continua, e quindi insomma per me è una gran seccatura. Pertanto ho preso, ed è già arrivato da Amazon, questo rubinetto. C'era scritto che era della Brunner, ma ora che leggo c'è scritto Schreiner qua in tedesco. Vabbè, insomma, Made in Germany. Proviamo, magari è migliore della Brunner. A proposito della Brunner, ieri in spiaggia avevamo trovato una bella sdraio della Brunner abbandonata, non era presa neanche male. Avevo detto la prendiamo, non la prendiamo, però dopo ho detto vabbè, che cazzo mi porto dietro quelle robe che non uso, no? Quindi vedi, è stata anche una cosa bella, cioè rinunciare anche a quelle cose che sono gratuite, proprio per questa abitudine al vivere minimal, al vivere col meno possibile sostanzialmente, no? E mi ha un po' colpito anche sta roba, no? È bello. 14:30, devo andare al lavoro, però dai, siamo estremamente vicini alla sincronizzazione dei video, no? Ci siamo quasi. Cioè io sto montando Barcis, che è stato praticamente l'ultimo video, dopo ci sarà bene o male qualche piccolo spezzone dietro le quinte e arriveremo ad oggi, no? Quindi poi dovrei imparare a fare dei video un po' più decentemente, non solo come qualità video e tutto quanto, ma sostanzialmente anche come contenuti, perché comunque quando tu vuoi tramandare una cosa ci deve essere un minimo di inizio e fine. Qua, come tu ben sai, vengono fatti spezzoni a casaccio, cioè quando capita, durante varie giornate, e poi vengono tutti messi assieme, no? Su quei video che io chiamo senza capo né coda, no? E ti ritrovi con un video che può contenere anche 7-8 giornate, quindi insomma dici, ma cioè, o sto tosato e spussa e se cambia spesso dei vestiti, invece no, insomma, cioè, sono i diversi giorni che io. Vedi, in teoria potevo cambiarmelo anche io da solo il rubinetto, perché c'è qua lo sviti, qua c'è il tubo dell'acqua, però in pratica no, perché ci sono anche 2 cavi elettrici, io non intendendo me ne ho bisogno di supporto, quindi niente, stasera. Porca puttana, niente, l'ho preso sbagliato. Praticamente questo è un motorino integrato e ha i cavi elettrici, probabilmente per quello, e un tubo solo dell'acqua. A me serve con 2 tubi dell'acqua, acqua calda e acqua fredda. Allora domani vado qua a vedere in zona dove c'è un negozio là che ripara camper e vende robe per camper, speriamo. Non in combino una, è giusta? E insomma, dove abitiamo oggi? In zona industriale praticamente. In zona industriale? Ma sì, dai, Nemo, perché dall'altra parte c'è il GA Service, no? Quindi domani mattina mi sveglio, faccio colazione, tac, e subito pronti. Come dici? Le luci sono migliorate? Beh, allora qua cos'è il nuovo giocattolo, no?
Il nuovo giocattolo che, come puoi vedere, ha la regolazione, guarda, wow, mega potenza estrema, qui, ma è ultra accecante con la luce bianca. In più, guarda, abbiamo anche, qua avevo già acceso un po', le luci più calde, diciamo. Questo simpatico straffante ti permette di fare dei giochini di luce simpatici, piacevoli, tipo adesso, no, che sono da una parte chiaro, da una parte scuro, però insomma te lo puoi mettere anche così. Poi agli attacchi della macchina delle fotocamere a vite, no? Il che significa che tu tramite l'adattatore e la GoPro lo puoi attaccare in tutti i pizzi che ci sono sparsi in giro per il camper. Però sinceramente lo preferisco così, perché te lo puoi mettere proprio dove vuoi, è molta più precisione, no? Mentre se lo attacchi nei pizzi la posizione è fissa, no? Poi ecco un altro accessorio che ce l'hai addosso è la tracolla. Per me, per i miei tipi di video, per i miei tipi di gite, questa è una cosa veramente essenziale, per avere sempre la macchinetta a portata di mano. In più sai questa Sony è anche molto scivolosa, no? La RX100 M4, quindi mi dà anche quel po' di sicurezza in più. E poi beh, è utile anche per fare i video, no? Molti insegnano per fare i video più stabilizzati, ti metti la tracolla e tieni la macchina fotografica o la videocamera o la reflex, quello che è, tesa, no? Così facendo riduci un casino di tutte quelle micro vibrazioni, tipo quelle, vedi che sto facendo, ecco, vedi io adesso con la mano, guarda, guarda, guarda che mi autovibro. Beh, dato che il treppiede ce l'abbiamo su nel flash, ho preso un altro piccolo treppiede molto carino della Manfrotto, molto leggero, diciamo, molto pratico da usare. Cosa bella che ha, tu schiacci questo pulsantino, più lo schiacci più si allenta questa parte qui che ti consente di girare a 360 gradi la camera come vuoi, insomma, in tutte le direzioni. Certo, però alla fine la cosa che desideravo di più è la memory card della Sony, quella che scrive a 300 MB al secondo. Questo per riuscire ad avere i video sempre in ottima qualità senza scattini, ma soprattutto anche per riuscire a registrare alla massima qualità possibile quei video rallentati di 4 volte, oppure anche provare insomma a fare dei video in 4K, proveremo anche quelli. Oh, pensa a quelle case qua in parte che mi ascolta. Ah! E con la luce così tipo psicopatico, no?